il cimitero è della Gran Bretagna, quindi è limitativo dire inglese, perché ci sono soldati morti, 355 per la precisione, rimasti a Tese di Piave e sono dell'intero Regno Unito, quindi il nostro legame con la Gran Bretagna, con il Regno Unito, è rimasto perché in particolare i soldati scozzesi per primi hanno liberato Tese di Piave nel 1918. Tutta la banda di cornamuse britanniche si è avuta 10 anni fa. Noi ogni anno, l'8 novembre, ricordiamo come la Gran Bretagna il giorno dei caduti della Gran Bretagna, il Remembrance Day, e una delegazione della Gran Bretagna, insieme con la rappresentanza italiana, depone una corona di fiori. So the regiment was formed in 1859 in Scotland, and the pipes and drums are one of the oldest in the world. And we're very happy to be coming to Italy and to your beautiful town to play for you. Very proud that we have been invited, very honoured, and very pleased that we can help you remember the events of 100 years ago.